Va ora in onda la rassegna stampa. Miau, 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 vota Milan, miau, miau. Le primarie per il candidato sindaco. Domani e dopodomani vieni a Milano. Alza il culo dal divano, vieni a Milano. Non è male, come spottino. Milano sceglie. Visto che gli altri di centrodestra dormono, noi della Lega scegliamo. Primarie per il candidato sindaco di Milano. Alza il culo dal divano. 20 e 21 giugno vieni a Milano e vota. Guarda qua, guarda qua, guarda quanti gazebo. Ma ce n'è uno in ogni zona di Milano praticamente, sia domani sabato che dopodomani domenica. Se volete informazioni c'è anche un numero, ve lo do, ce l'avete una penna? 351 40 87 119. Lo ripeto, 351 40 87 119. Si vota per il candidato sindaco della Lega a Milano questo sabato, domani e questa domenica, mattina e pomeriggio, in tante zone di Milano, avvicinandovi al gazebo della Lega e prendendo in mano il foglietto dove scriverete nome e cognome del vostro candidato preferito e magari anche qualche consiglio per il programma elettorale del centrodestra. Hai capito? Se volete saperne di più, cercate su Facebook Lega Salvini Premier Milano. Te capì? Buongiorno da Sammy Varin, buongiorno, posso alzarmi in piedi? Dai, allora, devo fare una roba strana e riprendimi, Allora, attenzione, guarda, eccoli qua! I calzari francescani di Sammy Varin, signori, scandalo! Il regista Simone che si è scandalizzato. Cioè, ragazzi, ma è estate, È solstizio d'estate, fa caldo, sono previsti 40 gradi e uno non si può mettere i calzari francescani. Fratello Simone, oggi è anche giovedì, alle 9 avremo la Christian Music. Fratello Simone col piede puzzone, perché se vai in giro con le scarpe da tennis con 40 gradi, io non vorrei essere vicino a te quando te le toglierai, santa pazienza. Allora adesso lancio un referendum alle 7:33. C'è qualcuno che mette i calzari francescani o sono l'unico pirla? Perché io, caro Simone, io ho fatto innamorare mia moglie con i calzari francescani. La prima volta che ci siamo conosciuti, naturalmente lei era una mia ascoltatrice di Radio Italia, ero vestito come uno straccione, come faccio normalmente, no? E l'ho colpita proprio per questo straccionaggio nel mio look. Perché non è l'abito che fa il monaco, hai capito? Fratello Simone, dai, avanti, metti anche tu i calzari francescani, te li presto, vuoi vedere la differenza? Santa polenta, questo secondo me a casa sua non mette neanche le ciabatte, va sempre in giro con le scarpe da tennis, vero? Buongiorno, e si scherza un po', dai, come state, cari francescani, calzari o non calzari? Il buongiorno si sente dal Varin, sono qua anche oggi, certo. Cosa pensavate? Ho capito che oggi non venissi in radio, anzi, oggi c'è un motivo bello per essere qua, perché c'è una rassegna stampa frizzante, che frizza, ci ho messo dentro l'idrolitina del Cavalier Gazzoni e ne vale la pena di ascoltare questa rassegna stampa. E anzi, se mi state guardando su Facebook, su YouTube, vi conviene già schiacciare il tastino condividi e inviarla a parenti o amici, perché picciu, prevedo che sia veramente una rassegna stampa tosta, partendo da
Sono così indeciso, così emozionato quando ho tanti titoli particolari da leggere che allora andiamo sul sito del giornalone e vi faccio un panorama generale, quello traditore Vannacci, certo, no? Si spaccia neanche per lui, non passa giorno che non si parli di Vannacci, ma sta cambiando qualche cosa anche nella narrazione. Allora, prima di tutto la guerra, perché ve lo dico subito, ad esempio dal sito del Corriere, eccolo qua: Trump, ho firmato l'accordo con l'Iran, e Teheran conferma. Il Pakistan dice Hormuz sarà riaperto immediatamente. Il video del momento storico, ecco Trump che firma, e guarda che l'alter, anche lui ha la faccia mica tanto contenta, ma ha firmato anche l'iraniano. È il testo ufficiale dell'accordo con l'Iran fornito dagli Stati Uniti, 14 punti del memorandum, che è un memorandum, e già quello un pochino ci svia, Comunque è tutto ufficiale, il sito del Corriere, sito di Repubblica, vanno tutti d'accordo. Trump firma l'accordo, l'Iran non avrà la bomba, ho fatto meglio di Obama, e la diretta con il presidente USA che sigla una copia a Versailles. E chiaramente noi non possiamo che essere tutti contenti di questa cosa qua, anche se già vi posso anticipare che non è che cambierà molto, ci vorrà tempo perché la benzina davvero possa scendere, anche se sinceramente ci siamo accorti che è scesa. Cioè trovate il gasolio sopra i 2 euro e anche la benzina solo in pochissimi distributori cosiddetti ladri sulle autostrade. No, sto scherzando, semplicemente sapete che sulle autostrade si paga un surplus perché ci sono degli aggravi dovuti alla concessionaria. Vi devo dire tutto e non ve lo dico. Il Corriere: Iran, i 14 punti dell'accordo, titolo principale. E scendendo un po' più in basso, Sempio, la madre in ospedale per abuso di farmaci. Interessante. Poi la leader Giorgia Meloni che parla di Vannacci. Già, Meloni, Vannacci, ciò che conta è governare bene. E visto ciò che è successo in Europa ieri, e oggi ne parliamo alle 9, avremo il capodelegazione della Lega al Parlamento Europeo, Paolo Borchia, è carina la meditazione su Vannacci anche da altri quotidiani, perché giustamente dice ma questo che cavolo vuole? Questo si intesta la vittoria, è arrivato da 2 giorni, noi è da 10 anni che cerchiamo di portare a casa qualche cosa riguardante i migranti, riguardante gli immigrati clandestini, quelli che si macchiano di reati. E adesso arriva Vannacci e dice che è merito suo? Ne parliamo tra poco. Sempre sul quotidiano del Corriere. Non ci sono altri titoli importanti, sono quello della maturità chiaramente, ma tirano sempre in ballo Venditti, e a me Venditti sta antipatico, cosa devo dirvi? Ha fatto canzoni splendide, ma sta menata che ogni anno dobbiamo ascoltare la sua canzone notte prima degli esami, guarda, io non la sopporto più, neanche quando lavoravo a Radio Italia anni 60, ogni volta mi toppavo le orecchie quando la richiedevano. La Repubblica, Isabella, Iran USA, ecco il piano. E infatti già i giornaloni pubblicano tutti i pezzettini di piano e naturalmente gli impegni, ma anche le meditazioni che ci fanno capire insomma che questi ayatollah andranno avanti a fare il bello e cattivo tempo, e soprattutto che l'Iran alla fine cioè non è che possiamo dire che abbia perso la guerra, perché ha capito che basta che gli girano le balle e ci chiude lo stretto di Hormuz e noi siamo nella cacca. Meloni frena su Vannacci. È lui che si tira fuori, signori, perché giustamente Vannacci ci ha fatto venire un po' di rabbia votando con la sinistra. Effettivamente uno che vota con la sinistra non può pensare di stare con la destra, o no? Andiamo sulla Stampa. La Stampa porta sfiga quest'oggi, non solo quest'oggi, ma oggi in particolare la frase:
la pace non ridurrà le bollette. Parla il commissario europeo all'energia Jorgensen. Il prezzo del gas sarà alto per anni. Ora un piano per l'elettrificazione. Vi leggo queste poche righe piangendo. Anche con un'apertura immediata dello stretto ci vorrà comunque del tempo prima di tornare alla normalità. Per il petrolio qualche mese, per il gas qualche anno. Lo dice il simpatico commissario europeo all'energia Jorgensen, che invita ad accelerare la transizione energetica. Ma dai, ma davvero? Le pale, accendi Simone, accendi le pale, altro che aria condizionata, girano le pale, mamma mia se girano, ce le avete anche voi le pale che girano? Ecco, fatele girare ancora più veloce mentre io leggo sta roba. Alla conclusione del G7 Donald Trump ha firmato personalmente una copia del memorandum con l'Iran mentre era a cena con il presidente francese Macron a Versailles. Sempre sulla stampa il retroscena, Ilario Lombardo scrive: Meloni non chiude la porta a Bannacci. Ma come? Sta porta è aperta o è chiusa? Dipende dal quotidiano. E ancora, signori, a destra, sul quotidiano La Stampa, il famoso riquadro della cena, che non è una cena perché erano semplicemente seduti a un tavolo, questi non mangiavano e non bevevano niente, erano in assoluta penitenza, 4 amici al bar che vorrebbero cambiare il mondo o almeno il governo del paese. È l'idea di sé che danno i leader del centro-sinistra, è quella famosa foto dove però manca Renzi, altrimenti sarebbero stati 5 amici al bar e non valeva più la canzone. Se le alleanze del centro-sinistra funzionano solo nelle foto, titola La Stampa con Francesca Schianchi. In centropagina, certo ci dispiace, è morto Ruini, il mio Ruini. Il ricordo di padre Georg univa alla teologia una santa furbizia, mise in guardia Benedetto e oggi lo sapete, i funerali celebrati dal Papa. Non c'è altro sul quotidiano La Stampa, non penso, e allora mi tuffo su altri titoli. Vi sto leggendo le prime pagine per farvi capire dove vanno i quotidiani, perché le notizione oggi sono 2, per il momento sembra solo una, perché sul Corrierone, Repubblicone, Stampone c'è solo quella praticamente, dell'intesa che è finita la guerra, o meglio c'è il memorandum. Se andiamo ad esempio sul resto del Carlino, Trump, pace e minacce, ora la firma con l'Iran. Il Messaggero, USA-Iran, intesa in 14 punti. La Verità, 5 Stelle pretende che Arcuri possa mentire sul Covid, si riprende ancora ciò che sta accadendo sul fronte Covid. E poi la pace proposta da Trump è una resa all'Iran. E questo lo stiamo già dicendo da qualche giorno, perché per la popolazione non cambierà niente, anzi, ma qualcuno non è convinto. Attenzione al quotidiano Il Giornale, vedi che appena ci spostiamo un po' di più il titolo cambia, e come se cambia, e questo è il titolo che ci piace tanto: svolta in Europa, porte chiuse ai migranti. Ma non ci credo, porte chiuse ai migranti, ma siamo così cattivi? Ma allora guarda Avvenire in centropagina, misure senza dignità. Cioè, lui mette le mani avanti, Avvenire ormai è diventato il giornale del PC praticamente. Il Parlamento europeo approva il regolamento rimpatri per i migranti, scrive Avvenire, presto sarà in vigore. La preoccupazione dei vescovi, diritti a rischio, sicurezza e solidarietà devono stare insieme. Cos'è successo? Oh, mamma signor, lo chiediamo alle 9, arriva Paolo Borchia. Decisivo l'asse tra PPE e le destre. Cioè, non era mai successo, cioè c'erano avvisaglie negli scorsi mesi, ma una roba del genere non era mai successa. Ma vi ricordate come Forza Italia votava sempre contro quando c'era qualche cosa che riguardava i migranti, eccetera? Cioè, e io rimango a bocca aperta. Sono sul quotidiano dei vescovi, Avvenire,
E lui scrive, quotidiano dei vescovi, sono bastate appena 2 settimane al Parlamento europeo per dare il via libera alla stretta sui rimpatri. Il regolamento è stato approvato a Strasburgo grazie a una convergenza tutta a destra, salutata da un coro ritmato. Rimandiamoli indietro. È questo coro che ci piace tanto, è send them back, send them back, send them back. Questo è bergamasco puro e lo abbiamo sentito canticchiare tutti insieme nell'emisfero di Strasburgo, mentre da una parte erano tutti lì, si erano congelati completamente, sono rimasti di merda, no? D'altronde il PPE non si era mai comportato così. E ci chiediamo che cosa si siano fumati ieri mattina, però siamo contenti, Rimandiamoli indietro. Non è l'ultimo atto, la stretta dovrà essere approvata dal Consiglio, ma è solo un passaggio formale. Dovrebbe entrare in vigore appena dopo l'estate una riforma che prevede l'obbligo di cooperare con le autorità per chi si vede negato l'asilo o riceve una decisione di espulsione. Chi non dovesse farlo, chi non coopera, vedrà i termini di detenzione passare dagli attuali 18 mesi fino a un massimo di 24, quindi ci passi la vita lì dentro. Vale anche per i minori. Attenzione, minori accompagnati, vogliamo specificare, caro Avvenire, e si è dimenticato. La preoccupazione dei vescovi in un'accurata nota della Comece a rischio diritti e dignità dei più vulnerabili. Questo è il quotidiano Avvenire, appunto, ma noi stavamo leggendo tutt'altra cosa, stavamo leggendo il quotidiano Il Giornale, appunto, che è il primo che lo mette così paro paro, porte chiuse ai migranti, che non è vero. Stiamo parlando degli immigrati clandestini. Capito mi hai? C'è differenza, caro il mio perbenista. Bruxelles approva il giro di vite, espulsioni più facili e hub terzi sul modello Albania. Meloni è la vittoria della politica italiana. E qui naturalmente ne abbiamo da parlare per giorni e giorni, se vogliamo, ok? E intanto è il motivo bello per alzarsi questa mattina, per alzare il culo dal divano, decidere di uscire di casa, fare una passeggiata. Fatela adesso, soprattutto voi anziani, perché poi sono previsti 35 gradi come nulla fosse e addirittura 40 nei prossimi giorni, quindi usciamo la mattina presto oppure la sera. Dopo le 21, dopo le 22 ho visto che si riesce a respirare. D'accordo, mi raccomando, Ci teniamo noi, ai nostri ascoltatori storici di Radio Libertà. E magari, visto che vi portate dietro la vostra radiolina o il vostro telefonino per ascoltare Radio Libertà, cominciate a commentare ciò che vi racconto inviando un messaggio WhatsApp al 340 6709 659, perché vi ho detto, quella di oggi è una rassegna stampa pregna, per usare un termine erotico, ma anche semplicemente carica di belle emozioni che cerchiamo di estrapolare insieme. Ad esempio, andando su Libero. Ragazzi, senti qua, Libero. Psicodramma rosso a Bruxelles. L'Italia vince sui migranti, l'Europa remigra la sinistra. Guarda, questo è un titolo potentissimo. L'Europa remigra la sinistra. È una bella storia, siamo tutti contenti di questa cosa, soprattutto che il PPE si sia svegliato. Sì, sono quelle robe che fanno capire. Te l'ho detto che forse continuare, perseverare, alla fine arrivano i risultati. Espulsioni veloci e freno ai ricorsi. Ecco come saranno le nuove norme. Meloni, finalmente ci danno ragione. Salis e compagni dicono fascisti. Stupendo. Subito l'editoriale di Alessandro Sallusti che si intitola "Perché vale più un contadino di un generale".
Chi non semina non raccoglie. È un proverbio che nasce dalla saggezza contadina, parole banali come quelle di tutti i proverbi, eppure c'è chi pensa che la stagione della semina sia tempo perso, che sia inutile sporcarsi le mani e avere la pazienza di vedere che accadrà. Dico questo perché quello che è successo ieri al Parlamento europeo, l'approvazione delle nuove direttive comunitarie in tema di contrasto all'immigrazione clandestina, ribadisco, non sarebbe accaduto senza la lunga e tormentata semina del governo italiano e, aggiungo io, della Lega, signori. Tutto è partito dalla Lega. Lo posso dire, visto che io parlo a questi microfoni da 20 anni, fin dai tempi di Radio Padania Libera, e le dicevamo ed eravamo lì a seminare, semmino, un semmino dopo l'altro, seminavamo. Bene, abbiamo seminato, poi in compagnia del centrodestra, con Forza Italia, che ogni tanto questi semini li tirava fuori dalla terra e li buttava via, perdonatemi, lo posso dire, non si offende nessuno, vero? Con Fratelli d'Italia che faceva gnignero, perché sai, c'è l'Europa che guarda, c'è il Presidente della Repubblica che poi inorridisce, e l'unica che andava avanti era la Lega, ma guarda un po', addirittura con un segretario che ha rischiato di andare in galera per quello che portava avanti sul fronte dell'immigrazione. Alessandro Sallusti prosegue il suo editoriale. Quando il generale Vannacci si dice inorridito dal rapporto del centrodestra italiano o di gran parte di esso con Ursula von der Leyen, nega una banale verità. Gli obiettivi politici si raggiungono trattando, non sfasciando, scambiando favori e addirittura cambiando alleanze in base all'interesse nazionale. Lo ripeto, è il concetto. Gli obiettivi politici si raggiungono trattando e non sfasciando, come invece ha fatto il general traditor Vannacci, scambiando favori o addirittura alleanze in base all'interesse nazionale. Giorgia Meloni e i suoi hanno deviato il corso dell'Europa su un tema per noi cruciale, missione che avevano fallito tutti i suoi predecessori, anche quelli più blasonati come Renzi prima e Draghi poi. Abbiamo fatto capire al PPE che forse è meglio darci delle regole con questa immigrazione. E sono gnocchi quelli del PPE, ma davvero. Il fatto che oggi sarà più facile espellere chi non ha titolo di rimanere in un paese europeo, che sarà possibile utilizzare centri di accoglienza in paesi terzi sicuri, per intenderci quello che sta facendo l'Italia in Albania, che i ricorsi presentati ai tribunali contro i respingimenti non avranno più un effetto sospensivo automatico, quindi dovranno essere vagliati uno per uno. Se fai ricorso, sì, va bene, fai ricorso, intanto te ne vai in Albania, che le espulsioni per gli individui a cui è stato negato l'asilo dovranno essere eseguite entro 30 giorni, che sono previsti periodi di detenzione nei centri fino a 2 anni e mezzo per i migranti considerati non collaborativi. Non collabori? Stai lì dentro per 2 anni e mezzo, vedrai che ti passa. Ecco, tutto questo lo ha chiesto e ottenuto il governo italiano, non Vannacci, non certo la sinistra italiana, non Conte. Vannacci? Non mi pongo il problema, per vincere bisogna governare bene, ha commentato ieri Giorgia Meloni. Mi sembra un buon programma di fine legislatura, il migliore antidoto contro chi la fa facile indicando i problemi, ma non offrendo neppure uno straccio di soluzione davvero percorribile. In altre parole, contro chi invece che seminare frutti preferisce seminare zizzania. E questo è il generale Vannacci che stiamo tutti noi pagando per seminare zizzania, visto che è pagato da tutti noi che lo abbiamo votato. Che ne pensate, signori? Oh, ragazzi,
Non sono qui a sprecare il mio fiato, io parlo per voi e parlo per sentire un vostro commento. Inviatemi un WhatsApp al 3406709 659, perché io tra 5 minuti li voglio leggere i vostri messaggi, anche audio se volete, e se mi scrivete, io vi do lo zuccherino. Piro, eccolo qua lo zuccherino, vai con il quotidiano L'Unità. Oggi non poteva esserci altro che il nostro eroe del giorno, Piero Sansonetti. Vi saluta caramente. L'Europa vota la remigrazione in rosso. I popolari sconfessano il Papa e vanno con i nazisti. Hi Hitler, siamo tutti nazisti, ragazzi. Piero, ti amiamo. Piero Sansonetti for president. Zitto, che questo magari gli piacerebbe pure. Espulsioni e detenzione, il sì del Parlamento europeo. E insomma, l'Europa democratica, quella delle origini e poi quella di Mitterrand, di Schmidt, di Craxi, di Kohl, della Merkel, è stata pesantemente sconfitta, scrive Piero Sansonetti oggi sull'Unità. Forse è scomparsa. Il Parlamento europeo ha votato sulla remigrazione, cioè sull'espulsione dei profughi. Insomma, se sono profughi possono restare. Stiamo parlando di quelli che non hanno titolo per restare. Sansonetti, sveglia. E ha vinto in modo agghiacciante una maggioranza guidata dai partiti di estrema destra e filonazisti che ha fagocitato anche i popolari. La componente democratica del Parlamento, i Verdi, i socialisti, le sinistre e parte dei liberali, è finita in minoranza. Il risultato parla chiaro: 418 contro 218. L'Europa democratica non c'è più. Ecco. Il provvedimento prevede l'uso di campi di concentramento in paesi terzi per la cacciata dei migranti dall'Europa e la possibilità di tenerli prigionieri, anche se non hanno commesso nessun reato, fino a 2 anni e mezzo. Qua mi fermo, ragazzi, ma è infinito l'editoriale di Piero Sansonetti. Chiaramente, signori, se oggi il vostro vicino di casa comunista compie gli anni, regalategli il quotidiano L'Unità, costa solo 1,50 € e devo dire vi ringrazierà davvero, perché peste e corna su questa decisione, che però, ribadisco e discoriba, è stata abbracciata anche dal PPE. Cosa mai accaduta prima, capito? Dai. Ci manca il manifesto. Il manifesto invece fa firulì firulà su questo argomento. Firulì firulà, nel senso che non ne parla proprio in prima pagina. Questa non me l'aspettavo, dai. Sai cosa mette il quotidiano comunista, il manifesto? Mette Trump con una faccia per dire che cazzo, cioè è proprio scazzato Trump, e il titolo: vinto. Nel senso che ha vinto la guerra con l'Iran. Via il blocco USA, lo stretto di Hormuz riapre e resta sotto il controllo iraniano. Fondo di $300 miliardi per la ricostruzione dell'Iran, che può riprendere a esportare petrolio, cancellate tutte le sanzioni. Sull'uranio per scopi bellici, rinvio ai negoziati. Ecco il memorandum pronto per la firma. La guerra di Trump è stata una disfatta e lui, con aria scazzata, vinto. Questo è il titolo principale del manifesto in taglio basso. Non si parla di cose particolari. I piccoli del G7 gestiscono il grande, unità su Kiev e lodi per il patto con Teheran, ma la nuova trincea di intelligenza artificiale. Praticamente non c'è una riga, ma sai che la sto cercando? Anche in taglio basso la legge elettorale, Stellantis, il DDL sulla caccia, niente più vincoli per le doppiette, l'Albania, la generazione Z si prende le piazze,
Ma dov'era il quotidiano Il Manifesto ieri? Boh, a fare qualche manifestazione probabilmente. E vabbè, niente, mi ritiro in buon ordine e vado prima della pausa. Dai, vi faccio provare un'altra emozione, però dovete scrivermi anche voi che non avete mai scritto. Voglio almeno 10 messaggi di persone che non abbiano mai scritto a Radio Libertà, perché oggi è la giornata giusta, l'avete capito? 340 6709 659. Vi faccio vedere la prima pagina del Riformista, che non me ne frega niente, però è bella. Guarda, aspetta che adesso c'è la pubblicità, carta igienica Scott, guarda la prima pagina del Riformista, la retromarcia su Roma. E si vede, sai quando fai retromarcia in automobile? Guardi lo specchietto retrovisore. Chi c'è nello specchietto retrovisore? Vannacci! Oh porco cane! Ma è un incubo questo Vannacci, proprio come scriveva l'altra settimana quel settimanale. L'effetto Vannacci terremota l'ingegneria elettorale. Ceccanti e Dalimonte dicono: pareggio possibile, si corregga. Chi sono Ceccanti? Chi è sto Dalimonte? Sono i sondaggisti, a bradire, a bradar, sono quelli che poi devono lavorare anche sulla legge elettorale con i politici. Insomma, se Vannacci resta esterno al centrodestra, è sempre più possibile un pareggio. Peggio, che vinca la sinistra. Si corregga. E cosa vuol dire correggere? Caro Scarto, io mi occuperò di te. Chi sottovaluta Vannacci offende chi lo vota, scrive Andrea Laudadio. È chiaramente un articolone lungo. Sottovalutare Vannacci significa offendere chi lo vota, e se offendi qualcuno difficilmente voterà per te, e questo il generale l'ha capito perfettamente. Laudadio fa un giro un po' particolare, ecco, di meditazione. Noi, ti dirò, Vannacci lo amiamo perché è una persona in gamba, ma ribadisco e discorriva, se ci fosse da dargli la mano, io prima di dargliela lo guarderei negli occhi e gli chiederei: a generà, mi devo fidare?
Allora, io capisco il nostro regista Simone, che saluto e ringrazio, perché lui è un rocchettaro, vorrebbe alle 8 del mattino, invece io ti faccio ascoltare Giovanni Marradi con It's All Been You, quelle meditazioni molto dolci e romantiche per voi che state passeggiando per la città ancora col freschetto, per voi altri che invece non ve ne fotte nulla di passeggiare perché dovete andare in ufficio e siete sul famoso cavalcavia della Ghisolfa a bestemmiare. Non dite parole brutte, che oggi è giovedì e alle 9 avremo anche la Christian Music. Fratelli miei, li avete i calzari francescani? Io ce li ho, e allora alle 9 che rido, no? Perché guardo la faccia del Simone che mi guarda con una grande pena, ma anche voi a casa guardate l'altoparlante con grande pena. Sono Sammy Varin, buongiorno. Le primarie per il candidato sindaco della Lega questo weekend, sabato e domenica in tutta Milano. Milano sceglie. Chiaro che, ridendo e scherzando, da tutta Italia mi state scrivendo al 340 6709 659 per dirmi quale potrebbe essere il candidato giusto per la Lega e in generale per il centrodestra, per la città di Milano. Che fare? Io fossi in voi, ce lo farei un girettino per Milano, magari ci siete già per qualche motivo, ci dovete già passare. Domani e dopodomani, gazebo della Lega, decine di gazebo in tutta Milano per scegliere il candidato che vorreste come sindaco e posso dirlo anche magari come vice sindaco. Magari ci azzeccate, Dai, giro di WhatsApp. Oh cavolo, ma cosa ho combinato qua? Ma guarda quanti, fagli vedere in radiovisione. Quelli verdi sono quelli che devo leggere. Cioè, ma che grazie, ho vinto la lotteria. Quanti WhatsApp al 340 6709 659, partendo da Marco che dice 2 articoli ed eccoti la rassegna stampa per tutta mattina. Marco, mi fai risparmiare fiato, che gentile. La nuova BQ, vi spiego perché il nuovo ordine mondiale odia vita e famiglia. Vedi, io leggendo questo articolo praticamente, la bussola quotidiana, avrei già finito la mia rassegna stampa, perché oggi la bussola quotidiana intervista Gotti Tedeschi. Vi spiego perché il nuovo ordine mondiale odia vita e famiglia. Fateci un giro, perché dice lui, se lo dice lui io mi fido, ne vale la pena. Ma anche il memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti è ignorato da Israele. Cioè questi vanno avanti a bombardare il Libano. Poi si lamentano che noi ebrei siamo odiati, e c'è un motivo, no? Maico da Pizzonero, Simona Bordonali, sindaco di Milano, voce storica della Lega e della politica lombarda, già assessore in Regione Lombardia, consigliere comunale a Brescia, deputata dal 2018, ricopre prestigiosi incarichi istituzionali. Non ci starebbe male. Maico, alza il culo dal divano e vieni a Milano. Sì, a votare Simona Bordonali. Potete votare quello che volete, ok? Anche qualcuno di esterno alla Lega, qualche civico, va benissimo. Purtroppo la svolta sui clandestini arriva troppo tardi. Siamo sommersi da strani ragazzotti ovunque, non solo in città. Roberto, e guarda che è il momento giusto, secondo me, perché questi, se si macchiano di reati, li mandiamo fuori dalle scatole. Non riusciamo a rimpatriarli? Li mettiamo in uno di quei CPR in Albania, o arriveranno altri luoghi ameni dove fargli passare 2 o 3 anni e vedi che gli passa anche la voglia di fare i maranza. Buongiorno Sammy, sono assolutamente d'accordo con te. La Lega ha una radio e un suo deputato possiede 3 testate giornalistiche. Usiamole. Un suo deputato. Ah, sì, ho capito, Angelucci, sì. Ma soprattutto gente che è vicina al partito, tipo Cambio o altri giornalisti, gente che ne sa di Europa, tipo Zanni e Campomenosi. Facciamola parlare più spesso. Uniamo invece di decidere, invece di dividere, forse vuole. Fabio, sono d'accordo con te. Io ci lavoro da quando la radio della Lega è diventata una vera radio nazionale.
quando Radio Varese si è trasferita a Milano, qui in Bellerio, io immediatamente l'ho contattata, era alla fine degli anni 90 e ci sono venuto a lavorare perché condividevo la mia passione politica con la mia passione per la radio, che è diventata anche ormai il mio lavoro, so fare solo quello. E da sempre, purtroppo, c'è sempre stata non era facile far collimare, anche quando avevamo tanti media, c'era la radio, la televisione, il giornale. Non sempre si riusciva a fare squadra nel modo giusto, e questa è una critica che mi sento di fare. Ancora adesso, chiaramente, è difficile a volte fare squadra perché si è così in tanti e non si riesce a unirci nel modo migliore. Uniti lo siamo, ma sicuramente facciamo una comunicazione importantissima, anche perché Radio Libertà non è solo la radio della Lega, è una radio di centrodestra, è una radio laboratorio, un laboratorio chimico politico, per cui non c'è solo la Lega, solo il centrodestra, ma c'è chiunque voglia parlare. Per quello che vi invito a scrivermi al 340 6709 659, qualunque sia il vostro pensiero politico, scrivetemelo, perché qui si cerca veramente di trovare la sintesi, di trovare la famosa quadra. Certo, a volte non si usa la radio come si potrebbe usare, ma queste sono scelte non mie, purtroppo. Io quello che posso fare è fare da altoparlante a ciò che mi viene portato, e cercando di sfiorare quelle corde magari un po' diverse che qualcun altro non riesce a sfiorare, ma ci sono i miei colleghi, c'è Giulio Cainarca, c'è Antonino Danna, c'è il nostro regista Simone, che come fa lui le cose non le fa nessuno, ragazzi, la sigla iniziale per la sigla finale, tutte quelle cose, ma sono quelle robe, capito? Fare squadra è importantissimo, Simone, quindi da domani tu vedrai, non ti preoccupare, anche tu, un paio di calzari francescani. Te li faccio trovare qui all'entrata, va bene? Grazie. Sta ringraziando. Vergogna statunitense. Che numero hai? Vergogna statunitense. Cosa inventerà per far apparire positivo Perusa l'accordo che è una totale sottomissione all'Iran? Dallo stretto al nucleare alla permanenza al governo, e accoglienza USA di non bombardare i terroristi in Libano, Iran è sempre più forte nell'area, e fiori immagino fuori, no? Fiori ai 40.000 morti mitragliati, per seguire le parole di Trump. Bell'accordo, vicini a Israele che continuerà la sua difesa per esistere. Chissà se in Italia gli iraniani balleranno ancora? Salve Varin, come sai bene, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, quindi a Strasburgo stretta sui migranti, ma un conto è dirlo, l'altro è mettere in atto tutto questo. Chi vivrà vedrà. Buona giornata. Francesco, ti prometto, alle 9 arriva Paolo Borchia, che è il capodelegazione della Lega, ti prometto che questa cosa gliela chiedo, cerchiamo di capire insieme. Mi tuffo, vado. Dove vado? Vi porto sul Libero, dai, che è quello che la racconta forse nel modo migliore la giornata, e insomma giustamente abbiamo bisogno anche noi di capire meglio questo accordo europeo che arriva dopo anni e anni, e signori, è il merito, è incredibile, ma è proprio del generale Vannacci. Meno male che Vannacci c'è, cioè è stato lui a spronare l'Europa, e ha vinto Vannacci. Ma è pazzesca questa cosa, per favore, per piacere. Vi ricordo l'editoriale di Sallusti che dice: perché vale più un contadino di un generale, quindi chi semina giorno dopo giorno, alla fine siamo riusciti a convincere l'Europa. L'Italia vince sui migranti, l'Europa remigra la sinistra. Chiaramente è una battuta, però tutti quelli di sinistra ci hanno dato guarda qua la pagina 2,
Fascisti! Meloni e il voto sui rimpatri, scrive oggi Libero. Abbiamo cambiato l'Unione Europea. Delirio della Salis, Ilaria, ci dice fascisti. Il premier esulta, successo storico e promessa mantenuta. Avanti così. È la vittoria della maggioranza Giorgia. E i progressisti perdono la testa. AVS caccia al migrante in stile ICE. Il PD deportazioni inaccettabili. Senti cosa dice Ilaria Salis: è proprio così che il fascismo si insinua nelle istituzioni democratiche, oggi i migranti, domani sempre più persone. Signori, tutto da leggere questo articolo di Massimo Sanvito sul quotidiano Libero, ma Open Arms torna in mare, non ci ferma nessuno. L'ONG lancia un'altra missione da Siracusa nonostante le nuove regole, riforme e accordi non ci interessano, capito miai? Loro possono. E allora andiamo un po' a sbirciare quelli che sono i punti fermi di questo accordo. Pagina 3 di Libero: l'Italia fa scuola? E perdonatemi, forse io sono un po' troppo leghista, ma la Lega ha fatto scuola, perché queste cose siamo stati noi i primi a dirle, fin dai tempi quando c'era Umberto Bossi, capo della Lega. Espulsioni veloci e freno ai ricorsi, ecco la svolta sull'immigrazione, perché il grosso problema, lo sapete meglio di me, sono i ricorsi, sono certi giudici e anche certi, perdonami, medici che fanno certificati farlocchi, così quello non può essere espulso. A Strasburgo, via libera ai nuovi CPR in paesi extra UE dove spedire i migranti clandestini. Clandestini! Capito, Sansonetti? Gli irregolari saranno cacciati in 30 giorni, aumentata a 2 anni la detenzione nei centri. Se non collabori, e statene lì 2 anni, anzi 2 anni e mezzo, perché sei tu. Massimo Sanvito ci racconta le nuove regole UE sui rimpatri, creazione di centri di permanenza e rimpatrio in paesi terzi, come ha fatto l'Italia in Albania, espulsione dei clandestini entro 30 giorni dalla bocciatura della richiesta d'asilo. Attenzione, se poi giustamente con l'avvocato si vuole fare ricorso, sì, ma intanto stai là, ok? Detenzione dei migranti nei CPR fino a 24 mesi, proroga massima di 6 mesi, stretta sui ricorsi. Sparisce il congelamento automatico dell'espulsione se il migrante si appella alla magistratura, quindi non è automatico il congelamento. I tribunali valuteranno caso per caso, siamo certi che saranno bravissimi a valutare. Paginone da studiare a memoria per tutti voi, signori, soprattutto se ti guardi l'esempio di cosa è successo a Milano, dove no, il taser no, assolutamente. Meglio che i vigili imparino come trattare i transgender quando vengono perquisiti o arrestati. A Milano, ivoriano irregolare morde vigile e lo ferisce. Un africano assalta 2 agenti dopo un semplice controllo. I sindacati con la pistola elettrica. Non finiva così. E il PD non ce la vuole far usare a Milano. Strane alleanze, altro argomento, ma bello bello, pagina 4 di Libero. Oggi Libero è da comprare, ragazzi miei, e dopo aver fatto il regalo al vostro vicino di casa comunista, regalandogli non il manifesto che oggi è un po' moscettino in prima pagina, ma sicuramente l'Unità, io comprerei Libero, perché titola, pagina 4, i vescovi tifano per la patrimoniale, ma non pagano l'IMU. E questa cosetta so che a molti di voi va di traverso, da almeno 10 anni ne parliamo noi di Radio Libertà. Il quotidiano della CEI sulle tasse parla come quelli di AVS, ma no, noi scherziamo, ma Avvenire è il giornale dei comunisti. Basta con la scusa del ceto medio, scriveva, e sulla casa ha difeso l'occupazione dello spin time e attaccato gli affitti brevi. Se ne occupa Tommaso Montesano quest'oggi sul quotidiano Libero, e l'argomento so che vi titilla parecchio. Giro di nuovo la pagina 5, proseguiamo con l'attacco a certi vescovoni. Quanti dubbi sulla linea di Prevost? Vuole più immigrati?
Città del Vaticano apra le sue porte. Il Papa si schiera contro la remigrazione? Non è cristiana, ha detto, ma è la stessa dottrina cattolica a sottolineare che ogni Stato deve anzitutto curare il bene del proprio popolo. Hai capito? Antonio Socci, altro bell'articolone, bella meditazione oggi sul quotidiano Libero. E la ciliegina sulla torta, pagina 9, al vertice di Evian, Meloni gelida sull'alleanza con Vannacci. La Premier ha detto: l'accordo con il generale? Non ci penso, lui è funzionale alla sinistra. Con Trump rapporto immutato. E, come vedete, dopo ciò che ha fatto il general traditore votando con la sinistra, e adesso posso dirlo in maniera, deve strisciare il general traditore Vannacci per entrare nel centrodestra. Chiaramente lo dico oggi, domani probabilmente sarò obbligato a dire: ma prego, ma vieni pure, ci mancavi tanto, perché i sondaggi, alcuni sondaggi dicono che se se ne resta fuori Vannacci e il suo partitucolo, perdiamo o facciamo pari. E allora non facciamo cazzate. È chiaro che così si rovina tutto, nel senso che se restava nel centrodestra facevamo squadra, tanto le idee sono le stesse, la differenza è che lui da fuori dice: ma voi questa cosa non l'avete fatta. Sì, ma fino a ieri eri anche tu con noi, non è che è cambiato molto. Frase di Crosetto: non possiamo investire di più nella difesa. Notiziona. L'Italia rinuncia a SAFE, che è lo strumento europeo che mette a disposizione fino a 150 miliardi per la spesa militare. Way. Sono lì che aspettano i nostri soldi dall'Ucraina, aspettano e non stanno arrivando tutti quelli che dovevano arrivare. Oh, mamma signore, e se ne accorge l'Europa che non li stiamo dando? Via, gira subito la pagina, presto, pagina 11, il futuro della Lega. Lo sapete, siamo qua che aspettiamo notizie ancora non ci sono, se non, scrive Fabio Rubini oggi sul Libero, ma vedrete anche su Repubblica, sulla Stampa, Salvini vara la cabina di regia, ma Zaia risponde: così non cambia nulla. Il segretario vorrebbe creare un organismo con 15 persone per discutere le linee del partito, ma il nord leghista pare poco convinto della soluzione. Le bocche in Lega sono cucite, ma le espressioni rivelano quantomeno una marcata perplessità per quello che sarebbe il piano di Matteo Salvini, ovvero una cabina di regia dei territori e dell'autonomia da convocare una volta alla settimana, una quindicina di persone tra parlamentari, governatori, ministri, sindaci, per fare il punto sulla linea del partito che resterà salda in mano al vice premier. Nessuna modifica statutaria, nessuna carica per Zaia o Fedriga, che del resto non si sono fatti avanti. Sono indiscrezioni. Anche ieri a indiscrezioni digerite non ci sono state reazioni né in un senso né nell'altro. Non è un buon segno, scrive Libero. Da nord-ovest a nord-est dicono di aspettare la 2 giorni convocata, non ancora ufficialmente a Treviso, per il 4 e 5 luglio, ma dicono anche che se quella raccontata sopra dovesse essere la versione definitiva del cambio di passo, ci sarebbe poco da festeggiare, perché dal loro punto di vista poco cambierebbe rispetto alla situazione attuale. E qua mi fermo, perché non c'è assolutamente ancora niente di ufficiale. Sono tutte voci di corridoio. E che ne so, Massimiliano Romeo, intercettato fuori Palazzo Madama, alla domanda se convenisse alla Lega inseguire Vannacci, ha spiegato: no, lo vedete anche su Instagram, noi non dobbiamo inseguire nessuno. La Lega deve guardare se stessa, occorre un rinnovamento che non cerchi proposte altrove, ma che sappia e abbia la forza di guardare dentro di sé. E nella nostra politica e nei nostri ideali che risiede la risposta. E penso che sia la soluzione migliore nella nostra politica, nei nostri ideali, da sempre.
In tutto questo, aggiunge ancora l'articolo di Rubini sul Libero, la Lega si prepara a un fine settimana milanese di grandi manovre. In ballo ci sono le primarie lanciate dal Carroccio per le amministrative del prossimo anno, 35 gazebo sparsi per Milano, pronti a raccogliere i suggerimenti dei milanesi sia sul nome del possibile candidato sindaco, sia sulle priorità della città da inserire nel programma congiunto del centrodestra. Intanto i militanti si mobilitano. I più vicini a Salvini, Igor Iezzi e Alessandro Morelli, hanno lanciato la campagna per votare il segretario, quindi votano Matteo Salvini. Il suo è indiscutibile, sarebbe un nome importante da mettere sul tavolo delle trattative con gli alleati e anche se l'attuale vice premier non ha intenzione di lasciare il suo posto nell'esecutivo, poter calare il suo nome, quello di Matteo Salvini, avrebbe un effetto accelerante su tutta la vicenda milanese. Da mesi si rincorrono voci di nomi civici pronti a scendere in campo, mentre Fratelli d'Italia sarebbe più indirizzata verso un profilo politico. Ma bisogna fare in fretta, dicono in coro i leghisti meneghini, che il 2027 fa presto ad arrivare e bisogna farsi trovare pronti. Il centrodestra invece ancora ronfa e russa. Giro la pagina di nuovo, torneremo su questa cosa delle primarie della Lega perché ne parlano anche altri quotidiani. La decisione del Tribunale di Roma, come ci spiace, qui spiace davvero, i Verdi sono imbecilli, lo potete dire ragazzi, Bonelli fa causa e la perde. Il co-leader di AVS aveva querelato l'avvocato dell'Atomo per i giudizi sugli ambientalisti, appunto i Verdi sono imbecilli. Chiedeva 52.000 euro ma dovrà pagarne quasi 8.000. La decisione del magistrato, le discussioni rientravano nel dibattito pubblico e politico generale. Si può dire, i Verdi sono imbecilli. Io non lo direi mai, però insomma, se vi capitasse, ok, mi spiace, perché Bonelli alla fine mi sta simpatico, un po' meno, mi stava simpatico qualche annetto fa, adesso apri qualunque giornale, telegiornale e c'è Bonelli, ragazzi, cioè è peggio del direttore dell'Unità, veramente. Con questa fotografia il campo largo perde. Ritorniamo a quella foto dove ci sono quei 4 che ti guardano. Madonna mia, da incubo, veramente peggio della maturità. L'intervista con Polito. Il giornalista dice è l'immagine di una deriva da evitare. Il problema non è IV, Renzi che manca nella foto, ma la sinistra radicale, dall'Albanese ad Orsi, che vale il 5%, i vannacci del PD. Interessante, Pietro Senaldi che intervista Polito quest'oggi sul quotidiano Libero. Direi che a questo punto bisogna comprarlo, se non fosse per la fuga verso Putin. Altro articolone di Carlo Nicolato a pagina 14. La carica degli occidentali che scappano dal woke. Nel 2025 sono state 1112 le persone che hanno mollato tutto quanto e si sono trasferite in Russia contro il decadimento dei valori. Sì, c'è già un pentito, l'americano Hoffman, però ragazzi, in 168 arrivano dalla Germania, 140 partono dalla Francia, 105 dagli Stati Uniti, perché lì è un'altra vita per sfuggire alla diffusione dell'ideologia woke. Attenzione perché potrebbe esserci qualche brutta sorpresa. Non ve la racconto perché sennò non comprate più il quotidiano. Però, paginone a pagina 14. C'è poi la barca di Hitler, lo yacht del Führer che appartiene a un antifascista. Altra curiosità, pagina 15 di Libero, il Dem Ranucci era sposato con la direttrice di Più Libri, Più Liberi, la fiera che agli editori chiede il patentino democratico, ma in mare non serve, e allora lo yacht del Führer è tutto suo. Non dico niente, però è l'imbarcazione che era stata voluta nel 1939 da Hitler per partecipare all'America's Cup. Per salire sullo yacht dei nazisti non servono patentini, per esporre libri sì. Dai, se volete divertirvi, c'è anche questo quest'oggi sul quotidiano Libero, che molliamo però, dai.
per andare, sì dai, vi porto sulla stampa, tanto ho finito il tempo e quindi no, dai, ma vi sembro il tipo, assolutamente. La stampa di quest'oggi apre con "la pace non ridurrà le bollette", e quindi la frase terribile del commissario UE all'energia Jorgensen, che dice che il prezzo del gas sarà alto per anni, Alegher, ma subito all'interno, oltre naturalmente al paginone su questo argomento, mesi o anni per tornare alla normalità, questa crisi globale ci serva da lezione, cica cica, si parla del prezzo della pace. Già, sulla stampa pagina 4, l'intesa Conte-Iran prevede un fondo di 300 miliardi, Washington nega investimenti pubblici, saranno capitali privati, insomma, quanti soldi bisogna pagare per rimettere a posto l'Iran, e tu ti immagini poi con l'Ucraina. Trump voleva abbattere il regime, ma ora i pasdaran sono più forti. Pagina 5 della stampa, ed ecco la vignetta "Cambio di regime", la vignetta di Stefano Rolli, e voilà, il signore dell'Iran, quello con tanti soldi in tasca, brinda con caviale e champagne. La possono bere il champagne, sarà analcolico. Pagina 9, Meloni, Vannacci, è lui che ha chiuso, e su Trump immutato il nostro rapporto. Paginone che parla chiaramente dell'incontro con Trump al G7. In taglio basso solo un riquadro, signori, che riguarda la stretta sui rimpatri, la differenza tra giornali centrodestra, paginoni e paginoni, sulla stampa ma anche su Repubblica, stretta sui rimpatri, ok a regolamento UE, Strasburgo, il documento approvato con un'ampia maggioranza dei popolari e delle destre, asettico comunicato sulla stampa. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Sole e caldo africano sull'Italia, con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Piaciuta la meditazione? È una cosa veloce, serve proprio tra una notizia e l'altra. Abbiamo ascoltato oboista e soprano olandese, si chiama Maria Pedano, Poem for Oboe, una delle sue specialità, questa talentuosa oboista che gira per il mondo, è un pezzo che esegue regolarmente, questo pezzo un po' ovunque quando la chiamano a suonare in giro per il mondo, un pezzo della compositrice russa Dranishkova. Nei suoi concerti di musica da camera inserisce pure questo, Poem from Oboe and Piano. Maria Pedano, l'ho trovata su YouTube, quindi non ho fatto una ricerca assolutamente semplicistica, ma è facile a volte trovare artisti perché internet poi te ne propone altri se cerchi determinata musica. Certo, se cerchi soltanto Eros Ramazzotti ti propone sempre roba simile. 8:36, buongiorno, Sammy Varin, Radio Libertà, buon mattino a tutti quelli che hanno scaricato l'applicazione e ci portano in giro per il mondo. Buongiorno a chi invece va avanti in auto per l'Italia e ha scoperto che Radio Libertà nella banda DAB, Digital Radio, si ascolta in tutta Italia senza utilizzare internet. Ritorno a bomba, certo, sui vostri messaggi, grazie ai tantissimi che mi scrivono, è vero. Salvatore dalla Germania mi ricorda che Sometime Back è sinonimo di ciao bella ciao. Glielo chiediamo alle 9 e intervistiamo il grandissimo Paolo Borchia, capodelegazione della Lega in Europa, che ieri era a Strasburgo e l'avrà cantata anche lui, questa Sometime Back. È a casa ai clandestini, mica gli immigrati tranquillissimi che mi stanno ascoltando adesso, che stanno lavorando duramente. Lorenzo, ciao Sammy, l'unico piano per l'elettrificazione che vorrei venisse approvato indovinate un po', è quello che riguarda gli scranni del Parlamento europeo. Potrebbe servire a dare una piccola scossa ogni volta che qualche parlamentare europeo proponga un provvedimento inutile, dannoso, ridicolo. Vedresti perennemente gente con i capelli rizzati. Dai Lorenzo, troppo forte, ma stavolta hanno votato bene, Alessandro Zan che ci ricorda una scena indegna a Strasburgo. Mi piace molto il mal di fegato di Zan. No, noi lo rispettiamo assolutamente, però facciamola vedere questa scena. Guarda, senti che roba, ragazzi, tutti che urlano, send them back, si alzano in piedi, applaudono, però gli altri sono tutti tristissimi, uno spettacolo indegno. Al momento del voto sul regolamento rimpatri, diversi eurodeputati di destra, e qui appare Borghezio che non c'entra niente, però vabbè, insomma, abbiamo capito, hanno tutti urlato send them back, e allora cosa c'è? Quando vince la sinistra non ho capito. Ho votato Vannacci, ma il Volta Gabbana non avrà più il mio voto, scrive Luisa. Sì, anche sul generale Vannacci chiaramente ci possono essere pensieri diversi, e Luisa dice così, Enzo invece dice: Sammy, sul generale sei un disco rotto, ripeti in continuazione la stessa solfa. Se vinciamo ci dobbiamo governare con il generale. No, il problema è che vinciamo se effettivamente siamo tutti insieme. Lo capisci sì o no? Cambia postura, se no ci fai fare harakiri, kipiru, ma ci mancherebbe altro. Ma io te l'ho detto, sono pronto ad accoglierlo Vannacci anche se dovesse scendere da quelle scale, ma venga qua con me a fare la rassegna stampa. È chiaro che lo guardiamo con un'altra faccia, con un'altra postura, ecco. Ci mettiamo le mani in mezzo. No, dai, adesso facciamo autoerotismo toccando Vannacci, ma no, ma dai! Sto scherzando, sono qui per farvi ridere, capito? Anche voi vannacciani, voi che vi fate le leghe, adesso sono spariti tutti quelli che si fanno le leghe, dove sono andati? No, perché adesso, sai, tutti parlano di Vannacci e i vari nord qui, nord là, non esiste più nulla, zero, perché Vannacci chiaramente è il puro centralismo.
Mi rituffo sui quotidiani, ragazzi, che tra poco arriva e tra poco parliamo di economia con Alberto Gusmeroli, che cavolo, un big della Lega. Giro le scarpe, i miei sandali francescani, perché siamo sulla Stampa, a pagina 12. Da una parte c'è alta velocità in tilt, Salvini scarica le colpe su Trenitalia e Italo, lo sapete, come sugli attentati, chiaramente la colpa alla fine era di Salvini, lo avete visto? Il ministro chiede un report alle compagnie, serve una svolta, Schlein attacca, non si prende mai le sue responsabilità, certo, come con gli attacchi terroristici, quegli anarchici che hanno arrestato e in effetti sono tutti parenti di Salvini, dai, vergognatevi. In taglio basso, Francesca Del Vecchio e Francesco Moscatelli invece ci ricordano ciò che accadrà nel weekend. Non domani, ho detto prima erroneamente già domani non è sabato, domani è lunedì e quindi c'è ancora domani è venerdì. Quindi la raccolta di firme, di voti per le primarie della Lega c'è sabato e domenica, capito? Lega, test d'affetto ai gazebo di Milano, titola La Stampa. Così il capitano prova a resistere. Tutta sta menata perché ieri ai nostri microfoni Alessandro Morelli ha detto che voterà Salvini. Cioè, ma capisco, saranno moltissimi, anche molti di voi. Prenderete la macchina sabato o domenica, verrete a Milano, ci sono più di 30 gazebo in tutta Milano, per votare alle primarie come sindaco di Milano Matteo Salvini. E lo posso capire, ma il bello è che il voto è libero, non ci sono candidati, potete votare Salvini, la Sardone, ma anche un civico che vi sembra interessante. Chiaro che deve essere un nome che abbia un certo piglio, che possa essere riconosciuto, che possa trasmettere, comunicare qualcosa. La consultazione di sabato e domenica della Lega sul candidato sindaco di Milano rischia di trasformarsi in un test sulla leadership di Matteo Salvini. Guarda subito come gira la frittata il quotidiano La Stampa. Mentre il fronte dei governatori del nord continua a chiedere più peso nel partito, il segretario prova a mostrare di avere ancora un rapporto diretto con la base, quasi una risposta in diretta agli striscioni apparsi in questi giorni per chiedergli un passo indietro. Io scriverò il nome di Matteo Salvini, il tam tam tra i fedelissimi è già partito, prima il compagno di scorribande dei tempi di Radio Padania Alessandro Morelli, lo abbiamo intervistato ieri, oggi sottosegretario ai trasporti, poi Igor Iezzi, deputato e commissario della Lega Nord, cioè il custode del simbolo dell'Alberto da Giussano. Ma ripeto, il voto è assolutamente libero. Fa bene La Stampa a pagina 19 a parlare della rete degli anarchici, guarda caso, dopo che ha scritto colpa di Salvini, certo per ritardi dei treni, adesso la rete degli anarchici. Da Torino a Napoli, dalla Valsusa a Predappio, così la cellula romana voleva coordinare gli attacchi dei vari gruppi antagonisti per rilanciare la lotta a favore di Cospito. Se convergiamo su una sola questione, riusciamo ad avere un impatto maggiore. Già. E gli attacchi sulla linea ferroviaria. Si dimentica di scriverlo, La Stampa, pagina 19, ma effettivamente è così. Ho ancora qualche minuto e allora, per farvi arrabbiare ancora di più, faccio un giro anche su Repubblica. No, non è vero, però è carina. Continuo a dire Iran USA, ecco il piano. Meloni frena su Vannacci, è lui che si tira fuori, ma subito all'interno chiaramente c'è il memorandum in 14 punti, in bilico nucleare Hormuz, Teheran salva i suoi missili e ci sono tutti 14 punti a pagina 3 del quotidiano Repubblica. Poi l'intervista con il comandante Stryker, che è quello del che era base USA UFO. L'uranio va rimosso, ma l'intesa non lo prevede. Un flop se resta ai Pasdaran. Si intervista questa esperta, è una donna, Andrea Stryker, lavora alla Foundation for the Defense and Democracy ed è tra i maggiori esperti di nucleare negli Stati Uniti. Dice: nel recupero c'è bisogno di una forza militare, il regime potrebbe sequestrarlo, e quindi anche lì sono punti interrogativi che chissà. Meloni che vede Donald, rapporto immutato, Vannacci,
si tira fuori, ok? Dice Meloni, proprio perché Vannacci ha votato con i comunisti. Un riquadretto minuscolo che dice: così ho smesso di fumare. Eh sì, ha fatto una battuta con i giornalisti la Meloni. Ebbene sì, ho anche smesso di fumare diverso tempo fa, non ve ne siete accorti, rivela Meloni in conferenza stampa. Brava Meloni, bravissimo chi riesce a smettere di fumare. Oh, guarda il riquadretto sulle espulsioni rapide, guardalo. Questo è quello che scrive Repubblica sul nuovo regolamento UE. Espulsioni rapide, hub in paesi terzi, sì del Parlamento UE al testo rimpatri. Espulsioni più rapide, possibilità di trattenere i migranti irregolari fino a 2 anni, comprese le famiglie con bambini, e soprattutto i return hub in paesi terzi, dove potete inviare gli espulsi da rimandare a casa. Il nuovo regolamento rimpatri europeo, sul quale il Consiglio UE aveva già trovato l'accordo, è stato approvato definitivamente dal Parlamento europeo con una maggioranza che ha visto insieme le destre e i popolari, contrari socialisti, verdi e liberali. Un regolamento che inasprisce le politiche migratorie dell'Europa e che consentirà, in assenza di accordi con i paesi d'origine, di spedire i migranti espulsi in paesi extraeuropei, con i quali singoli stati potranno stringere accordi. Fino ad ora nessuno ne ha siglati, se non l'Italia con l'Albania, anche se con il protocollo in vigore quello di Jadè non può essere utilizzato come return hub. Questa è l'unica cosa che scrive Repubblica su questo argomento. Poi, a pagina 14, invece, Lega. I governatori del nord. L'offerta di Salvini non ci basta. Respinta la proposta di una cabina di regia con i territori, e a Milano il gazebo del partito per lanciare il leader candidato sindaco. Tra poco vi leggerò l'intervista con Massimo Garavaglia, storico senatore della Lega, è stato anche ministro con Draghi. Garavaglia dice: noi peggio dei Dem, non siamo abituati a questo casino. I fascisti ora sono quelli di Futuro Nazionale. Qui Parlamento. Ma il bello della nostra radio è che non ci accontentiamo di quello scritto sui giornali, ma andiamo direttamente a chiedere alla fonte. E allora tra pochi minuti ci collegheremo con l'onorevole Alberto Gusmeroli, che è presidente della Commissione Attività Produttive, nonché responsabile fisco della Lega, per raccontarci una buona notizia, perché ogni tanto ci sono anche quelle. Intanto certamente stanno arrivando decine e decine di WhatsApp al 340 6709 659 per commentare le notizie del giorno, e chiaramente questo è il giorno buono, soprattutto, come dicevo, per tutti voi che magari non avete mai scritto a una radio e che, ascoltando magari anche per la prima volta questa stranissima situazione che Sammy Varin si è inventato per fare la rassegna stampa, una rassegna stampa leggera, magari avete qualche pensierino che vorreste farmi avere. Scrivetemi un WhatsApp 340 6709 659 a commento delle notizie del giorno. E come dicevamo, grazie per essere con noi, onorevole Alberto Gusmeroli. Buongiorno. Buongiorno, un saluto a tutti i radioascoltatori e grazie per l'invito. Assolutamente sì, anche perché quando si muove qualche cosa, in questo caso l'approvazione di un tuo emendamento sul distacco lavorativo tra diverse aziende a salvaguardia dell'occupazione, ve lo diciamo in anteprima, vogliamo sapere di che cosa si tratta. Alberto. Ma allora, io ad aprile avevo presentato un progetto di legge, però sappiamo benissimo che noi parlamentari ne presentiamo tantissimi di progetti, ma poi non sempre, anzi direi quasi mai, diventano legge. E questo progetto di legge diceva sostanzialmente che sarebbe stato possibile il distacco. Cosa vuol dire? Prendere del personale da un'azienda in crisi che vuole ridurre il personale, mettere in cassa integrazione, contratti di solidarietà, cioè sostanzialmente non fare lavorare più le persone e retribuirli in maniera ridotta. Quindi la possibilità che un'azienda
sana anche di un altro settore, quindi non lo stesso settore, ma con la stessa mansione, quindi fare lo stesso tipo di lavoro e con l'accordo sindacale, quindi niente sulla testa del lavoratore, possa andare appunto, possa trasferirsi da un'azienda all'altra. È un'operazione che io ho presentato come progetto di legge, poi capita il decreto 1° maggio, decido di elaborare il progetto di legge in un emendamento, quindi è come se quell'emendamento fosse un'intera legge e demando al Ministero del Lavoro poi i dettagli nei prossimi 60 giorni e quel emendamento è stato approvato e vuol dire che è possibile fare una cosa che non era possibile e che quindi chiaramente va ad aiutare i lavoratori in primo luogo, perché uno che viene messo in cassa integrazione non lavora e prende una retribuzione ridotta o addirittura nei contratti di solidarietà, oppure quando ti dicono stai a casa non c'è possibilità più di quindi le riduzioni di personale o cose di questo tipo. Un'azienda sana può chiedere a queste persone in distacco. Cosa vuol dire in distacco? Vuol dire che non diventano assunte dell'azienda sana, ma restano assunte nell'azienda, diciamo, in difficoltà. Vengono utilizzati dall'azienda sana con accordo sindacale, con le stesse mansioni e quindi lo stesso stipendio che prendeva nell'azienda in difficoltà. È una opzione, quindi nessun obbligo, proprio perché ci vuole l'accordo sindacale, deve esserci appunto questo accordo, quindi, ma è un'opzione che può riguardare le crisi aziendali sono tantissime e da un altro lato c'è un mondo di aziende sane che cercano personale, quindi possono attingere a queste, diciamo, realtà di aziende in crisi e trovare del personale che è qualificato, facendogli fare la stessa mansione, quindi tra l'altro non si perde anche quel bagaglio di esperienza, di capacità, di competenze che si hanno in lavoratori che hanno lavorato magari tanti anni in un'azienda. Quindi è una piccola rivoluzione che, devo dire, con una certa soddisfazione, ieri è stata citata dall'amministratore delegato di Stellantis Filosa nell'audizione che abbiamo avuto come una, diciamo, norma che va a favore dei lavoratori e ovviamente anche delle imprese che cercano personale. Ecco, quindi una cosa molto ma molto positiva. E noi siamo contenti di averla lanciata così tra i primi sulle frequenze di Radio Libertà. Grazie davvero al Presidente della Commissione Attività Produttive, Alberto Luigi Gusmeroli. Buon lavoro Alberto, ciao! Grazie, un saluto a tutti i radioascoltatori e complimenti per la trasmissione. Qui Parlamento. Grandissimo Gusmeroli, veramente. 8.53, quanti messaggi al 340-6709-659. Dobbiamo fidarci del PPE? Come mai questa inversione di tendenza del PPE? Marco, mi fai venire i brividi. Ha vinto l'Europa che se le è rotte di immigrazioni selvagge e vuole tornare alla giustizia, all'ordine, alla possibilità di uscire per strada senza rischiare ogni volta di tornare a casa senza un braccio. Bravo. È già partita la reazione multimediale dei sinistri con la benedizione dei vescovi che useranno tutte le armi che possono per spiegare al volgo quanto la destra abbia imposto questa scelta scellerata. Leggeremo dei capolavori di retorica, ma tanto la decisione è presa, ai loro. Speriamo. Dire che i Verdi sono imbecilli non è querelabile, perché Verdi non specifica una persona. È come dire che i comunisti non capiscono un cazzo. È vero e non è querelabile. Scherza, vero? Silvio da Torino.
Garavaglia, sindaco di Milano, tra poco vi leggo la sua intervista, molto criptica, Basta anche al gratuito patrocinio agli extracomunitari regolari, ma perché dobbiamo pagare noi la difesa legale a chi ci crea problemi trasgredendo le nostre regole? Ma no, Salvini, ma perché rovinare l'immagine di Salvini per sottomissione mentale? Io, per come lo conosco, non lo vedo proprio sindaco di Milano. Se vogliamo accorciargli la vita va bene, ma assolutamente Salvini ha le spalle molto larghe, direi che ne ha passate di tutti e quindi questo non è proprio un problema, però lo sapete, sabato e domenica a Milano si vota per le primarie, per scegliere il sindaco di Milano. Lo propone la Lega questa cosa, ma potete tranquillamente votare anche se siete di sinistra, di destra, eccetera. Fatevi avanti. Buongiorno Sammy e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Come i Verdi chiamano assassini cacciatori, sbagliando, non vedo perché i Verdi non possono essere definiti e chiamati imbecilli, come è accaduto nella controversia tra Bonelli e l'avvocato che hai citato poco fa nella tua splendida rassegna stampa. Buona giornata, Mauro. E poi ancora, bambina incinta nel centro profughi, il giudice non fu violenza sessuale, già, perché il GUP dice che è pienamente provato il rapporto, non la coercizione richiesta dalla norma. Mi fa vomitare. Per la prima volta ci scrive Andrea. Buongiorno Sammy, premetto non sono piddino. Riguardo all'onorevole Vannacci, chi ha tradito, chi... Un po' di sana autocritica costruttiva. Chi ha tradito chi? Un po' di sana autocritica costruttiva. Allora tira fuori l'abolizione della legge Fornero, la pensione a 40 anni, federalismo, Ucraina. Trovo le riflessioni del dottor Cainarca, dottor Cambi e dottor Del Papa più equilibrate e di buonsenso. Buona giornata, Andrea dal Lago Maggiore. Andrea, le nostre riflessioni le basiamo sulla rassegna stampa. Il nostro grandissimo Giulio Cainarca, che è condirettore della nostra radio e che fu quello che faceva la rassegna stampa fino a qualche anno fa, è passato a miglior vita, in senso buono, facendo la trasmissione delle 10 del mattino in cui effettivamente divaga e può uscire tranquillamente dalla rassegna stampa. Io purtroppo devo stare su quello che si scrive in rassegna stampa e quindi su certe voci scritte che parlano di un Vannacci traditore, e guarda caso leggo anche i vostri messaggi che mi dicono di questa cosa. Però ripeto, l'abolizione della legge Fornero, la pensione a 40 anni, federalismo non significa tradire, e significa semplicemente che qualcuno ha tradito la Lega facendosi le leghe, uscendo dalla Lega, facendo un altro partito, e la Lega senza voti ha meno forza, meno potenza e ci mette il doppio del tempo, se non il triplo, per portare avanti quelle che sono le sue prerogative. Quindi i primi traditori, con tutto rispetto, siete voi che la Lega non l'avete votata. Sappiatelo, fantastico Sammy Varin che dà dei traditori ai suoi elettori. È un momento di radio importante, ma che vi deve far pensare, ok? C'è anche un messaggio audio sul cursore, sentiamo che dice. Sammy, sono Walter. Sono rientrato dopo un periodo di ferie al sud Italia, Sardegna compresa. Devo farti una domanda: l'Italia è unica, indivisibile, siamo un popolo, ma in Sardegna su per strade non si paga un centesimo per percorrerle, sono ben tenute, sono tutte con lavori in corso di sistemazione, ma spesa zero, non so chi paga, cioè lo so. Da Salerno in giù, idem con patate, ma siamo sicuri di avere il ministro delle infrastrutture della Lega? Cos'è questa storia che qui in Italia ti fanno una bretella di 1 chilometro, ti fanno pagare, ti prometto, la breve mi costa come una notte al casino. Allucinante, l'Italia è unica e indivisibile, col Kaiser evidentemente siamo capovolti, fino a Salerno siamo il culo da sodomizzare costantemente, contenti di essere, chiaro, no? Grazie. Beh, la verità è anche che con i soldi dei mondiali si stanno ancora realizzando cose incredibili qui al nord, alla grande. Poi è vero, si pagano da sempre le tangenziali qua a Milano, mentre il grande raccordo anulare mi risulta che non si sborsa un centesimo per girarci.
Per la Sardegna, che dici ci sono belle strade, io ci farei un ulteriore giro, ecco, perché è la 131, quella lì è l'unica superstrada che c'è, che sia bella effettivamente. Diciamo che c'è, ecco, c'è sicuramente almeno una strada, c'è, le altre qualche problemino io l'ho fatta in lungo e in largo in Sardegna. Se soprattutto hai urgenza per andare a farti curare, puoi morire prima. Sammy, non riesco a farmi rispondere da nessuno, né politico né mediatico, a questa semplice mia domanda: cosa ci ha fatto a noi la Russia per odiarla così tanto? Cosa ha fatto all'Europa e all'Italia? C'è qualcuno che riesce a darmi la risposta senza tirare a mano quel brutto personaggio ucraino, succhiatore di soldi? C'è o non c'è una risposta credibile? Profondo, vegli su di me, sotto le ali tue mi fai vivere, del tuo amore ho bisogno, per te mi hai creato, libera, libera è l'anima mia, veglia il mio spirito e attende, oh Dio, che parli la tua voce, sento una lode in me già crescere nel cuore che hai acceso tu, Padre dell'universo, gloria a te sia nel cielo, so che mi stai ascoltando, sai che in te solo credo, il cuore batte forte, ti cerca in ogni istante, ogni mio angolo appartiene a te. Tu che hai dato tuo figlio, Dio si è fatto uomo, vero pane che ci fa vivere. Guarda la mia intenzione, purifica anche cuore, la mia preghiera è davanti a te. Libera, libera è l'anima mia, veglia il mio spirito e attende, oh Dio, che parli la tua voce, sento una lode in me già crescere nel cuore che hai acceso tu, Padre dell'universo, gloria a te sia nel cielo, so che mi stai ascoltando, sai che in te solo credo, il cuore batte forte, ti cerca in ogni istante, ogni mio angolo appartiene a te. Ti ascolto ed ora la voce tua risuona, ti ascolto ed ora risuona in me, ti ascolto ed ora la voce tua risuona, ti ascolto ed ora, Padre dell'universo, gloria a te sia nel cielo, so che mi stai ascoltando, sai che in te solo credo, il cuore batte forte, ti cerca in ogni istante, ogni mio angolo appartiene a te. Sandali francescani ai piedi di Sammy Varin. Ogni giovedì alle ore 9 c'è la Christian Music. Oggi abbiamo ascoltato il pezzo Padre dell'Universo di Anima. Lei è Francesca Samarati, cantautrice milanese con un background nel canto gospel e studia alla Civica Scuola di Jazz Claudio Abbado. Qui si cimenta in un progetto di marcata impronta spirituale legato al percorso di fede intrapreso dall'artista ultimamente. Ha partecipato più volte a J Factor. Qui Europarlamento.
Send them back. Send them back. Non è bergamasco, neanche veneto. E che cosa significa? Lo chiediamo all'eurodeputato capodelegazione della Lega al Parlamento Europeo, Paolo Borchia. Buongiorno. Ma buongiorno Sammy, grazie per avermi invitato e grazie, un saluto agli amici che ci stanno seguendo. Send them back letteralmente significa rimandateli indietro, però un piccolo siparietto, rimandateli indietro, magari qualcuno potrebbe pensare, visto che si parla di pacchetto immigrazione, visto che si parla di regolamento sui rimpatri, che fosse rivolto ai migranti, ma in realtà il siparietto che si è verificato ieri in aula, che io non amo il cinema in aula, te lo dico, però quello di ieri, devo ammettere che è stato simpatico, il rimandateli indietro era rivolto ai colleghi di sinistra che evidentemente frustrati dal non avere la maggioranza su questo provvedimento poi hanno iniziato un po' a fare casino in aula, urlando, rispondendo alla send them back, il shame on you, quindi vergognatevi, però alla fine abbiamo portato a casa un regolamento sui rimpatri che magari dal punto di vista della Lega non è il regolamento dei sogni, però sicuramente rappresenta uno strumento che mette a disposizione degli stati qualche cartuccia in più per poter gestire tutta la partita relativa non solo alle espulsioni, ma soprattutto alla fase che ci interessa di più, vale a dire mettere queste persone che non hanno diritto di stare sul nostro territorio su un aereo e rispedirli a casa propria. Adesso al di là di tutti i tecnicismi, però numeri alla mano, è stato notato che circa una media dell'80%, poi la percentuale cambia un po' un anno, un po' un altro, comunque una media dell'80% dei destinatari dei provvedimenti di espulsione non lasciavano l'Europa, e quindi se uno deve essere espulso magari così su due piedi mi viene da sospettare che forse non sia un'educanda di Oxford, per cui oggettivamente adesso qualche strumento in più a disposizione degli stati e delle autorità c'è, e quindi ci auguriamo, perché questo regolamento serve a questo, che nei prossimi mesi, nei prossimi anni vadano ad aumentare le percentuali di quanti non hanno diritto di rimanere sui nostri territori e saranno gentilmente chiamati a lasciarli. Ed è importante, perdonami, specificare, stiamo parlando di immigrati irregolari, di immigrati che hanno fatto dei misfatti, dei reati, non di immigrati, perché alcuni quotidiani, e devo citare ad esempio Avvenire, titolano in modo generalizzato come se basta, adesso tutti gli immigrati saranno cacciati, e insomma c'è differenza, anche perché rispettiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando, che stanno lavorando onestamente, si spaccano la schiena molto più di me e te, e ci mancherebbe, se uno lavora abbiamo bisogno del suo lavoro. Sono nostri fratelli, ovviamente a patto, Sammy, anzi scusami se brutalmente ti ho interrotto, però io a questo passaggio ci tengo, visto che anch'io arrivo dalla fabbrica. Sui nostri territori abbiamo tantissime persone che arrivano da lontano, che sono venuti da noi con voglia di lavorare, con voglia di costruirsi un futuro, hanno i figli che vanno a scuola con i nostri. E dov'è il problema? È ovvio che nel momento in cui vediamo che non c'è l'adesione ai valori della nostra società, nel momento in cui qualcuno arriva sui nostri territori e pensa di fare uno Stato in uno Stato, di rispondere a logiche che non sono le nostre, allora lì non siamo più tanto d'accordo. E quindi adesso c'è questo strumento in più, per cui, cari malandrini, su con le orecchie. Però al di là di questo volevo anche segnalarti un dato statistico. Questo è stato un regolamento che è passato con 200 voti secchi di scarto, quindi 418 favorevoli. C'è stata una maggioranza
di centrodestra più i liberali. Per cui insomma rassicuriamo i colleghi di Avvenire che non è che questo sia il regolamento rastrellamenti, anzi, se io devo proprio essere onesto, mi sarebbe piaciuto che su alcuni passaggi sui minori il regolamento fosse più rigoroso, fosse più duro. Poi insomma intanto un mattoncino l'abbiamo messo e quello che mancherà metteremo nei prossimi anni. E quindi mi porto ancora più avanti quello che diciamo da un po' di mesi, quello che qualcuno anche ha urlato dal palco di Piazza Duomo nella bella manifestazione dei patrioti, si può cominciare, se non a dirlo, almeno a citarla, quella famosa parola remigrazione. Non è un reato parlare di remigrazione, anche se non è ancora questa, cioè remigrazione ci mancherebbe altro, però possiamo cominciare a parlarne, Borchia. Oddio, ognuno poi usa la terminologia che gli piace di più, però noi dobbiamo essere onesti e ammettere una cosa. Negli ultimi decenni c'è stato un modello di gestione dell'immigrazione non soltanto in Europa, non soltanto in Italia, ma in tutta Europa, che ha fatto sì che sui nostri territori girasse un po' di tutto. Uno si poteva comportare bene, si poteva comportare male, ma se si comportava male le conseguenze erano quelle che erano. Con questo regolamento vengono messe le basi perché ci sia un giro di vite. Poi non è che da domani mattina tutti i delinquenti spariscono dalle strade, anche perché non dimentichiamo che per finalizzare il tema delle espulsioni serve che ci siano accordi bilaterali, nel senso non è che io prendo il malandrino della situazione, lo carico su un aereo e poi quando arrivo nello spazio aereo del suo paese gli metto il paracadute e lo lancio. Non funziona così. Per cui insomma, visto che questa è anche, Sammy, una fase storica dove mi sembra che a destra ci sia anche qualcuno per cui tutto è facile, tutto si risolve in un batter d'occhio. Ricordiamoci che è dai tempi di Roberto Marroni, del grande Roberto Marroni, che la Lega ha messo l'accento sulla necessità di intensificare i rapporti bilaterali con questi stati, finalizzati appunto alla riammissione di chi non si comporta bene. Ed è stato un lavoro quotidiano che è durato anni e lo spiega sul Libero oggi il direttore Alessandro Sallusti con il suo editoriale: perché vale più un contadino di un generale, perché gli vogliamo bene certamente, anche se ci ha tradito un pochettino. Il generale Vannaci sembra intestarsi questa vittoria, ma noi ci stiamo lavorando da anni e da anni per convincere l'Europa democraticamente, si chiama così purtroppo per qualcuno e viviamo in questo ambiente, che forse bisognava stringere un attimo le maglie su un'immigrazione clandestina, su chi si macchia di gravi reati. E come ultima domanda, però me lo devi dire, alla fine come abbiamo convinto il PPE? Effettivamente anche i nostri ascoltatori se lo chiedono, ma persino Forza Italia, vogliamo bene anche Forza Italia, negli scorsi anni e molte volte quando c'erano di mezzo immigrati, hub, eccetera, non votava mica come la Lega. Alla fine siamo riusciti a trovare la quadra o semplicemente l'hanno capita, il pensiero della Lega finalmente è stato compreso. Borchia. Se noi guardiamo non solo a questa partita ma ad altre partite similari, però la risposta è abbastanza semplice, nel senso che Umberto Bossi ci aveva abituati ad avere la capacità di vedere le cose almeno 20 anni prima. E diciamo che un pochino, in qualche angolino questa eredità c'è rimasta, per cui fondamentalmente tutti quelli che sono i messaggi, i ragionamenti, le conclusioni di cui la Lega parla da anni sul tema dell'immigrazione, guardate che questa gente poi uno dopo l'altro si accodano perché non ci sono altre alternative. Anche il presunto centrodestra del Parlamento europeo, il Partito Popolare Europeo, anche su questa partita ha dovuto rendersi conto che
o si faceva maggioranza con la Lega e i Patrioti e si cercava una svolta ad una gestione negativa, deficitaria, una gestione che non funzionava di tutto l'impianto migratorio, oppure, come al solito, avrebbero dovuto fare una maggioranza con i gruppi di sinistra, dare un colpo di bianco al muro, far sì che nulla cambiasse. Invece adesso, seppure con prudenza, seppure questi non facciano i salti di gioia nel tenere quella che dovrebbe essere la maggioranza naturale, insomma dai, questa volta ce l'abbiamo fatta, però non bisogna che questa maggioranza di centrodestra sia soltanto episodica, perché ne abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno veramente che questa Europa si metta a fare le politiche di centrodestra, che sono le politiche che ci chiede la gente, ma non lo dico io, lo dicono le percentuali delle ultime elezioni europee. E questi sono i fatti che piacciono agli italiani e che portano avanti poi un governo, quello italiano, di centrodestra. Io ringrazio l'europarlamentare della Lega, capodelegazione al Parlamento Europeo, Paolo Borchia. Tu sai, Paolo, quando hai belle news come questa, cavolo, chiamami anche di notte, ci colleghiamo. Ok, grazie. Con piacere, Sammy, un saluto a te e a chi ci ha ascoltato, un abbraccio. Qui Europarlamento. E naturalmente, come vi dicevo, su tutti i quotidiani Repubblica e Stampa, solo un riquadrino, ma su tutti gli altri spazio tanto a questi titoli. L'Italia vince sui migranti, l'Europa remigra alla sinistra. Sì, su Libero è un po' fortino, però alla fin fine qualcosa si sta veramente muovendo, e questo significa fare squadra, signori, con anni e anni di lavoro. È vero, e un Vannacci che arriva e che si dice è merito mio, e caro Vannacci, e noi ci abbiamo lavorato per decenni su queste cose per farlo capire. Grazie per esserci, grazie per essere uscito dalla Lega e dire le stesse cose che la Lega dice da decenni. 340-6709-659 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp, e ne ho tantissimi da leggere, ma lo sapete, abbiamo anche la seconda parte del nostro programma dalle 11 a mezzogiorno. Vi avevo promesso di tornare su Repubblica e di leggervi a pagina 14 l'intervista con Massimo Garavaglia, storico senatore della Lega, perché in taglio alto si parla delle scelte che deve fare la Lega per uscire da questa impasse e quindi per rimodernarsi, anche perché è il partito più antico d'Italia. I governatori del nord dicono l'offerta di Salvini non ci basta, cioè questa cabina di regia con i territori non ne basta, ma ribadisco, sono tutti boatos, notizie di corridoio, retroscena. In taglio basso Gabriella Cerami intervista appunto Massimo Garavaglia. Noi peggio dei Dem. Non siamo abituati a questo casino. I fascisti ora sono quelli di Futuro Nazionale. Perché? Perché se ne sono andati dalla Lega i fascistoni, e ci dispiace certamente, perché ci sono dei fascisti in gamba, alcuni che se ne sono andati, però erano fascisti. Almeno così naturalmente si estrapola dall'intervista. Cosa stiamo vivendo? Una fase di distruzione creativa. Massimo Garavaglia, senatore leghista. Io sono stato giornalista prima che politico, come tiene a sottolineare nella buvette del Senato mentre beve un bicchiere d'acqua. Non nasconde che in questo momento nella Lega tira vento. Che vento? Scirocco maestrale? Prima c'era il Ponentino, che è un vento gradevole, adesso Bonaccia, dice Garavaglia. Non sembra ci sia calma piatta nella Lega. Come fa a parlare di Bonaccia? Adesso è tutto fermo, in attesa del raduno del 4 e 5 luglio a Treviso, dice Garavaglia. Durante il raduno Salvini proporrà una cabina di regia per coinvolgere i territori. Lei è d'accordo? C'era già un direttivo, non credo che adesso una cabina di regia che coinvolga i territori possa essere utile. Serve altro e ci sarà. Cosa succederà? Una rivoluzione, ogni tanto ci vuole, e adesso ci sarà, è nell'interesse di tutti. Garavaglia parla di una rivoluzione all'interno della Lega.
soprattutto di Matteo Salvini, quindi nell'interesse di Matteo Salvini ci deve essere questa rivoluzione. I governatori del nord non sembrano essere d'accordo con l'idea di questa cabina di regia. Lei che pensa? Non ne ho idea, tutto dipende dalle persone che sono coinvolte in questa cabina di regia, se sono d'accordo o meno. Secondo me qualsiasi cosa va concordata con le persone interessate, ma forse mi sbaglio, io sono così, sono fatto all'antica. Dice che adesso nella Lega tira vento di bonaccia? Gli chiede Repubblica. Ne è davvero sicuro? Risponde Garavaglia. Sembriamo il PD, questa è la verità. In che senso? C'è un vero casino. Si riferisce al fatto che adesso anche la Lega ha le sue correnti? Magari fosse così, risponde Garavaglia. E invece com'è la situazione? Molto peggio del PD. In che senso? Nel senso che noi non siamo abituati a questo casino. È vero, eh? A Salvini la situazione è sfuggita di mano? Non ne ho idea, risponde Garavaglia. Avete un problema che si chiama Roberto Vannacci? Il generale sta prendendo voti ai deputati della Lega? Risponde Garavaglia. Questa è l'unica cosa buona. Cioè, adesso non siamo più noi fascisti. Questa è una cosa fantastica. Ed essendo io totalmente antifascista, mi fa estremamente piacere che adesso i fascisti siano quelli di Futuro Nazionale. È un qualcosa che mi rende molto sereno, dice Garavaglia. I sondaggi vi danno appaiati, non pensa che possa essere un problema? Noi non siamo più i fascisti e come ho detto questo è positivo. Per il resto una soluzione si trova. Sempre a Legher, il grandissimo senatore della Lega Massimo Garavaglia, quest'oggi sul quotidiano Repubblica, che pubblica anche, cambiando completamente argomento, a pagina 23, la sorpresa Italia sull'università. Già, pensate, la sorpresa Italia significa che l'università in Italia è l'unica a crescere in Europa. Tra 47 atenei presi in considerazione dal QS World University Ranking, ben 26 migliorano. È il record ed è il Politecnico di Milano. Controordine, il sistema universitario italiano è vivo e vegeto, anzi in Europa va controcorrente, mentre gli altri perdono terreno, noi ne guadagniamo. Tutto da leggere, l'articolo quest'oggi, a pagina 23 del quotidiano Repubblica, che elogia la nostra università. Vai, che faccio in tempo anche a leggervi. Certo, il quotidiano La Verità, 5 Stelle, pretende che Arcuri possa mentire sul Covid, titolo principale, ma io svolazzo subito a pagina 2, il diritto a non migrare è cristiano, il business dell'accoglienza no, medita Francesco Borgonovo. La sinistra tira per la tonaca il Papa, che ha espresso dubbi sulla remigrazione, ma era stato proprio Leone a chiedere un sistema in cui nessuno fosse costretto a espatriare. È l'odierna macchina di morte che è infernale. In taglio basso tocca al giurista Daniele Trabucco spiegare che cacciare gli irregolari è un dovere. Rimandare a casa chi non ha titolo per stare qui non ha nulla di disumano, anzi è la stessa Costituzione che invita a distinguere cittadini, rifugiati e clandestini. La remigrazione, sia assunta in senso giuridicamente corretto, non indica una formula emotiva né una rivalsa identitaria, bensì il ritorno, volontario o coattivo secondo legge, dello straniero privo di titolo per entrare o permanere nel territorio della Repubblica dopo un accertamento individuale, motivato e sindacabile nel rispetto della dignità della persona, del diritto d'asilo, del divieto di respingimento verso paesi nei quali sussista un rischio effettivo di persecuzione o di trattamenti inumani e delle garanzie costituzionali poste a presidio della libertà personale. A parlare il giurista Daniele Trabucco quest'oggi sul quotidiano La Verità. Arrestiamo sempre gli stessi immigrati. È la pagina 3. Il questore di Roma dice così: negli ultimi 2 anni i reati diminuiti del 23%, ma chi delinque è per lo più uno straniero che non si integra, e parla di una sorta di costrizione al crimine, una conferma ulteriore del fatto che la remigrazione è la soluzione giusta.
lo stanno nominando parecchie volte questo termine, remigrazione, sul quotidiano La Verità oggi. Preso un jihadista 16enne a Bologna. Voleva colpire giudici e giornalisti. Il minorenne aveva manuali per fabbricare bombe e mescolava Islam e suprematismo. Poi mi dici anche che non sono malati questi? La notizia è a pagina 5. Approvato il modello Albania. L'Unione Europea ne fa una giusta per rimpatriare i criminali. E anche qui paginone su questo argomento. Siamo ancora sul quotidiano La Verità quando Meloni bastona Vannacci dicendogli utile alla sinistra, e poi i tiri mancini dei giornaloni a Giorgia ce li fa capire Francesco Bonazzi, perché Corsera e Stampa negli scorsi giorni hanno suggerito alla Meloni di prendere di petto il militare e spostarsi verso il centro. L'obiettivo è evidente: gettare scompiglio nel centrodestra, così il campo largo potrà vincere nel 2027. Interessante meditazione a pagina 7 della Verità. Seguire i consigli degli avversari sarebbe la peggiore delle sconfitte. Che senso avrebbe diventare moderati per farsi dettare l'agenda da Draghi? Taglio basso. Le primarie della Lega sabato e domenica a Milano. Arriva subito il no di Forza Italia a Salvini sindaco. Un motivo in più per scrivere nell'urna il nome Matteo Salvini. Dopo l'intervista di ieri della Verità al leghista Morelli, che abbiamo ospitato anche qui in radio, cercatevi la rassegna stampa di ieri, mercoledì, Morelli ha lanciato la candidatura del vice premier Salvini. Forza Italia si mette di traverso dicendo: abbiamo altre idee per la corsa. Ci piacerebbe conoscerle queste idee. Sinceramente, se non ci fosse la Lega che organizza queste primarie sabato e domenica, decine e decine di gazebo per tutta Milano per scegliere il candidato sindaco, e potete scegliere il nome e cognome che volete, anche non della Lega, anche civico, insomma, stiamo ancora qui ad aspettare i candidati del centrodestra sindaco di Milano. Aspettiamo e speriamo. Ho ancora una manciata di minuti, ragazzi, non ce la faccio ad aprire i telefoni e mi scuso con tutti voi, ma leggerò i vostri WhatsApp alle 11 di questa mattina. Devo leggervi anche il quotidiano Il Giornale. E lo trovo, certo che lo trovo, eccolo qua. Siamo al Giornale, porte chiuse ai migranti. Anche qui potentissimo, visto che Avvenire dice che li cacciamo tutti quanti, e il Giornale non è da meno. Porte chiuse ai migranti, un po' fortino, certo. Bruxelles approva il giro di vite, espulsioni più facili e hub terzi sul modello Albania. Meloni, la vittoria della politica italiana. Entro subito sul quotidiano Il Giornale, guarda pagina 2, pagina 3, giustamente aggiusta la tira, e aggiustiamo la mira. Stop ai clandestini, passa la linea Meloni, senza diritto d'asilo torneranno a casa. L'Unione Europea ha scelto rimpatri più veloci, modello Albania subito in vigore. Porte chiuse, ok? E poi taglio basso, bastava un ricorso per bloccare tutto, ma ora si cambia. Parla Nicola Procaccini, che dice: decisiva la maggioranza Giorgia, quindi un ricorso, ma non sarà automaticamente bloccato il rimpatrio del signore. E certo, intanto se ne va in un CPR, poi vediamo. Il manuale del terrorista, materiali, passaggi e dosi per la bomba anarchica. Signori, si ritorna sugli arresti della Digos a Roma di questi anarchici che avevano in mente inizialmente, certo, era Salvini che faceva saltare le linee ferroviarie. Salvini è un anarchico, ormai ci manca solo quella di accusa, ma volevano passare ad altre cose ancora più importanti. Dalla sinistra non abbiamo avuto ancora segnali su questo fronte.
Conte, loro dicevano che era colpa di Salvini, che non era capace, infrastrutture, linee, eccetera, era lui che si faceva gli attacchi. Bene, ora spunta il manuale del terrorista, materiali, passaggi e dosi per la bomba anarchica. Il quotidiano Il Giornale ha scovato il libercolo usato dalla galassia anarchica per colpire. Giro di nuovo la pagina ed eccoli qua, per fortuna arriva la partita del fisco e arrivano le cosettine belle. Pagina 10, parla Giorgetti. Adesso nuovi sostegni alle famiglie. Giorgetti apre a una manovra di supporto alla genitorialità, ma con i conti in ordine. La fine della guerra in Iran crea nuovi spazi, importante l'uscita dalla procedura europea, il Quirinale restituisce al Senato il DL accise, ma l'importante è quello che ha detto Giorgetti, cioè siamo usciti, ci siamo ormai dalla procedura europea, possiamo aiutare di più le famiglie, e questa è la bella novità che passa assolutamente sotto traccia sui quotidiani. Ultima notizia e me ne vado, pagina 12 del Giornale, il colloquio con il Presidente del Senato che dice una cosa bella bella su Vannacci, Manuale La Russa su Vannacci, il marchio di traditore è indelebile. Lui ricorda gli scissionisti missini, ricordando che Donna Assunta conservava i ritagli di giornale contro Almirante. Signore e signori, il marchio di traditore è indelebile.